I quartieri chiedono controlli e sicurezza e l'amministrazione di Vicenza risponde. Dal 3 ottobre, infatti, il venerdì e il sabato, la Polizia Municipale sarà in servizio con 16 agenti fino alle 3 del mattino per un'estensione del cosiddetto terzo turno, che andrà dalle 21:10 alle 3, appunto, senza inserire una nuova fascia, per tenere sotto controllo l'organizzazione interna. Per garantire la presenza della polizia locale in città, perché è quello che ci chiedono i cittadini. Ci rendiamo conto che è uno sforzo che chiediamo importante ai vigili, rispetto ai quali naturalmente stiamo lavorando anche per un impletamento del corpo, dell'organico della polizia locale, e su questo lavoreremo anche nei prossimi mesi per assumere nuovi aliquote di vigili urbani, e quindi lavoreremo in questa direzione. Allo stesso tempo però c'è necessità di dare una risposta alla cittadinanza che ce lo chiede. Ecco dunque che emerge anche la volontà dell'amministrazione Rucco di aprire concorsi e assumere nuovo personale per la Polizia Municipale, per accontentare i cittadini che chiedono di vedere divise in strada anche nelle ore più delicate, quelle notturne. Sicuramente va data in città e nelle aree più attenzionate. Non ci sostituiamo, sia chiaro, alle forze dell'ordine, ma vuole essere un accompagnamento, un supporto alle forze dell'ordine. Un esempio pratico: se avviene un incidente stradale, la polizia locale ha la competenza per intervenire e gestire rilievi e traffico, e per deviare eventualmente il percorso delle macchine, per evitare code e rallentamenti, ma la presenza notturna dei vigili permette alle altre forze di polizia di rimanere libere di intervenire dove è più necessario, garantire l'ordine pubblico e occuparsi di reati più gravi.